Presidente, ecco, brevemente siamo all'ultimo spettacolo con un nome eccellente, Castellitto. Ecco, so che farete una conferenza stampa apposta, ma vorrei una sua breve sintesi di come è andata la stagione. Come avete esordito col nuovo CDA di cui lei è il Presidente e ne rappresenta tutti? Sì, grazie. È stata una stagione sicuramente particolare, anzi a tratti surreale. Perché dobbiamo ricordare che ci siamo insediati non più di 6 mesi fa, abbiamo approntato il cartellone nella prima decade di dicembre, dopodiché ci siamo ritrovati a fare conti con una situazione epidemiologica davvero molto pesante e che ci ha fatti passare dei momenti sicuramente non belli, perché ci chiedevamo se non fosse il caso di evitare di avviare la stagione. Ricordo che abbiamo iniziato il 26 gennaio con Michele Placido ed eravamo in zona arancione con numeri di contagi ad Agrigento città spaventosi, però ci rendevamo conto che era una situazione comunque transitoria e soprattutto percepivamo nitidamente che c'era non solo entusiasmo da parte del nostro pubblico, ma c'era proprio il bisogno di ritornare a vivere, di tornare in teatro, di respirare l'aria magica che si respira qui dentro, e quindi abbiamo deciso di andare avanti e alla fine abbiamo avuto ragione, perché è stata una stagione entusiasmante che è andata al di là delle nostre aspettative, e quindi un grazie di cuore al nostro pubblico che è tornato al Teatro Pirandello e ci dà un'enorme spinta ad andare avanti in questa direzione. Zorro è un nome, diciamo così, leggendario, lo conosciamo tutti, l'eroe che, come dire, aiuta i deboli contro i prepotenti, e in fondo è quello che fa anche quest'uomo, che ha visto sgretolarsi, sbriciolarsi la propria vita e finire sulla strada, però nello stesso tempo cerca una ragione a tutto questo. E lo fa però attraverso un codice che non è soltanto quello drammatico, cupo, uno potrebbe pensare si parla di homeless, per cui si parla di un personaggio che ti racconta soltanto il dolore. Sì, te lo racconta, ma te lo racconta con uno sberleffo, con una pernacchia, direi, no? E quindi lo spettacolo, quello che mi ha molto emozionato facendolo in giro per l'Italia, è vedere come il pubblico reagisse a questo racconto in maniera emozionante ma anche divertita. Poi, visto anche il momento storico che stiamo attraversando, chissà quanti Zorro ci saranno nei prossimi anni in Italia. Chissà quanti Zorro ci saranno nei prossimi anni in giro per l'Europa, in giro per il mondo e così via. Ma questa è la follia dell'uomo che non vede che sarebbe tutto molto più naturale, tutto molto più semplice, no? Trovare sempre un punto di contatto, un punto di comunicazione. Però questa è la natura dell'uomo, la natura dell'uomo non si può fare niente. Adesso c'è un filo conduttore che porta da un capolavoro del cinema italiano che non ti muove da Zorro? C'è sempre, perché nei personaggi e nei racconti che Margaret Mazzantini scrive c'è sempre questa dimensione di personaggi diseredati, di personaggi che hanno in qualche modo perso tutto, che hanno compiuto errori o forse anche crimini non, diciamo così, dal punto di vista politico, perché si possono compiere dei crimini anche in termini sentimentali, no? Per esempio non accettando la possibilità di un amore, in fondo è un crimine emotivo anche quello. Ecco, c'è un filo rosso che unisce tutti i personaggi che Margaret scrive, che secondo me è questo che dicevo, cioè che è questo di raccontare sempre personaggi che vivono sul ciglio di un baratro. Sergio Castellitto è una figura importantissima nel cinema italiano, insomma tantissimi personaggi, è un punto di riferimento. Ecco, parliamo della sua ultima produzione in merito. L'ultimo film che ho fatto come attore è una serie di 4 serate per Rai 1 sul generale Dalla Chiesa, che credo andrà in onda a settembre, perché a settembre c'è l'anniversario dell'attentato. Per cui, ma anche quella è stata un'esperienza emozionante. Poi insomma io avevo già frequentato personaggi legati a quelle vicende lì, perché avevo fatto qualche anno prima un film su Rocco Chinnici, e quindi insomma
a volte la televisione ti offre la possibilità di raccontare personaggi che diventano paradigmatici della vita di ognuno di noi, no? Italia, Sicilia, Nord, Sud e così via. E ci si rende anche conto di come le persone una volta forse avevano una struttura etica, morale, forse diversa da quella che hanno magari spesso i politici italiani oggi. Insomma. Con la nostra terra lei ha detto che ha un legame particolare. Molto, sono molto legato alla Sicilia da tanti anni, complice di tante esperienze che ho fatto qua, prima fra tutte sicuramente il film con Giuseppe Tornatore, l'uomo delle stelle e così via. Per cui io considero la Sicilia non il sud, lo considero il nord del Mediterraneo.